In questo momento, parere mio, il lavoro è un po' additato come responsabile dell'inquietudine. Cioè, è a lavoro questo, quest'altro, no? Cioè, il lavoro non va bene per tutta una serie di motivi. Allora, premesso che le aziende devono impegnarsi a migliorare sempre di più, quindi è bellissimo anche tutto quello che sta succedendo in termini di welfare. La verità è che non sarà comunque mai un lavoro a farti felice, ma non sarà neppure il tuo tempo libero a farti felice e probabilmente non sarà neppure il girare il mondo in van a farti felice. Benvenuti tutti a The Never The Vener, un podcast che esce tutti i venerdì in cui andiamo a incontrare storie vere di veneti veri. Oggi con noi abbiamo Marco Derinzanco, co-founder e ex amministratore delegato di Larin Group, presidente di Confindustria Belluno, appassionato di digital, del mondo digital, applicato a qualsiasi ambito un po', dal food, dal design, anche al mondo della cultura, dei musei e così via. Piacere. Piacere, ciao a Cincin. tutti e Cincin. Sono presidente del gruppo giovani di Confindustria Belluno, perché vorrei mai... Ah, è buono. Grazie. Allora, come sempre, la prima domanda che ti faccio è: come descriveresti il tuo rapporto con l'alcol in 2 parole? Intanto oggi sono qua principalmente perché mi hai detto che mi offrivi da bere, quindi questo già la dice lunga. Al di là delle battute, io penso che l'alcol, preso nella maniera giusta, però sia parte della nostra cultura, e non lo dico in termini astratti, è stato parte della mia cultura. Io ho 4 anni, andavo al bar col nonno, il nonno si beveva il bicchiere di vino, io bevevo l'aranciata e si socializzava, e ogni tanto anche con mia moglie scherziamo perché al nostro quarto appuntamento ci siamo visti sobri la prima volta. Adesso detta così non ne esco molto bene, ovviamente si scherza, però insomma è vero che come dire, abbiamo un rapporto, diciamo, che ci vogliamo bene, ecco. Io e l'alcol, anche io e mia moglie, ma anche io e l'alcol. Vi conoscete da tanto tempo. Ci conosciamo da Tu e tanto tua tempo. moglie, dico. Assolutamente. E ci racconti un po' che cosa fai, che cosa consiste un po' il tuo lavoro, di cosa ti occupi? Ho fondato inizialmente un'agenzia inizialmente di web marketing, si chiama Larin, che è nata a Belluno. Col tempo si è evoluta, abbiamo avuto una storia che è stata fatta di acquisizioni, di fusioni con altre realtà, di creazione, insomma una storia divertente di crescita. Adesso Larin è un gruppo di aziende che si occupano di marketing e di tecnologia e un po' di tutte le sfumature che ci sono in mezzo. È un gruppo, quindi è fatto da più aziende, start-up e quant'altro. Da poco più di un anno non sono più l'amministratore delegato di questo gruppo, anche lì è una bella storia perché c'è un collaboratore, Alberto, che è cresciuto, è diventato socio e è diventato amministratore delegato. E quindi io cosa faccio dalla mattina alla sera? Io mi occupo dello startup studio di Larin Group. Cos'è uno startup studio? È una specie di piccola fabbrica di startup. Quindi noi cerchiamo ogni anno di far nascere 2 nuove aziende e io faccio un po' da mamma, diciamo, di queste aziende, quindi mi occupo del fatto che crescano, cerco di trasmettere quel po' di esperienza imprenditoriale che ho acquisito in questi 15 anni a dei ragazzi più giovani, in modo che poi la speranza è che queste startup possano crescere e camminare con le loro gambe. Guarda, spulciavo l'altra sera anche sul sito di Laring Group. Mi sembra che una delle cose più importanti, anche più difficili che voi offrite, è quello di capire perché un'azienda è diversa da un'altra, che cos'è che un'azienda ha da offrire di unico, soprattutto nel proporsi fuori. E allora mi chiedo, che cos'è effettivamente che rende un'azienda diversa dalle altre? Cioè, com'è che si trova il quid di un'azienda? Ma dice una cosa molto importante, secondo me è diventata fondamentale più che altro negli ultimi 30 anni, perché dai, prima c'è un mondo, c'è un prima di internet e c'è un dopo. Nel mondo prima di internet un'azienda, a meno che non riuscisse a crescere, a scalare e quant'altro, ma comunque anche facendolo in qualche maniera era legata alla comunità locale, no? Parlando di alcol, questa cosa si vede molto sulle birre. Se vai a vedere quali sono i marchi di birra più diffusi, un po' anche in Italia ogni regione ha il suo, perché viene da un mondo precedente dove potevi impegnarti tanto, ma alla fine il tuo giro era quello. Dopo, adesso, in un contesto internazionale dove appunto aziende come voi, ma come tante, possono e cercano di vendere tutto il mondo, l'identità è un fattore chiave. Quello che ho scoperto, se vuoi, è che
l'identità, quindi la cultura aziendale è qualcosa che un po' si crea, un po' si scopre, cioè ogni azienda in realtà ce l'ha. Magari ce l'ha nascosta, magari non emerge, però se vai dentro, cominci a scavare, a intervistare i fondatori, a intervistare i dipendenti, eccetera, scopri che quell'azienda, per il solo fatto di esistere, ha trovato una sua ragione d'essere, un suo modo di rendere il mondo il posto migliore, un suo modo di fare qualcosa che è diverso da quello di qualcun altro. Ecco, una parte bella, divertente, importante del lavoro di Darin è proprio aiutare le aziende, più che a inventare, davvero a scoprire qual è il loro quid, qual è la loro unicità. Mi verrebbe da chiederti anche, penso che ci siano aziende, come dici tu, ogni azienda effettivamente, se vai a parlare con le persone, ha la sua identità, ma a volte mi chiedo quanto è difficile tirarla fuori. Io penso ad esempio a un'azienda come la nostra che fa superalcolici, c'ha degli slanci, comunque l'alcol ti porta in un mondo di festa, di simpatia, ma ad esempio un'azienda che vende mochi o che fa parquet. Non è tanto, non è sempre che cosa fai, no? Se fai bulloni magari sono uguali ai bulloni che fa quello nel capannone di fronte. Però il come lo fai, innanzitutto, non necessariamente tutti lo fanno nello stesso modo, no? Te prima mi hai fatto vedere la vostra tecnologia, la vostra strumentazione, eccetera, non sarà probabilmente identica a quella di qualcun altro che fa le stesse cose, e il perché lo fai, e spesso il perché in realtà ha sotto il per chi lo fai, no? Che sono certo i clienti, ma magari proprio anche per le persone, cioè da che storia un'azienda viene, no? Tu mi raccontavi un po' anche questa azienda, The Never, che è un'azienda che viene da persone che avevano le loro passioni, le loro storie, che l'hanno messa in comune, quindi no, c'è davvero un'unicità. Io credo sia davvero esattamente come le persone, no? Cioè, ogni persona è diversa da un'altra, è un luogo comune, forse, però è anche una verità profonda da scoprire. Tutti gli stereotipi hanno un fondo di verità alla fine. È una sfida, no? Che tu sei diverso da me, sei diverso da qualcun altro, è una sfida a scoprire perché. E secondo te usare come quid, appunto, come perché l'essere veneti oggi funziona? Dove lo vedi che funziona? In che modo viene raccontato? Te lo dico perché io a volte ho l'impressione che quando si vende il Veneto fuori, all'estero o anche alle altre regioni d'Italia, lo si fa in una maniera un pochino stereotipica. Poi, come dicevamo, tutti gli stereotipi hanno il loro fondo di verità. È vero che i veneti si bevono lo spritz alle 10 del mattino, alle 3 del pomeriggio, però è anche vero che siamo tanto altro. Tu vedi un altro tipo di narrazione del Veneto? Pensi che sia un tipo di narrazione vincente? Allora, io credo che noi veneti innanzitutto siamo persone anche molto autoironiche. Che morso. Ci piace scherzare dei nostri pregi, ci piace scherzare dei nostri difetti, e quindi è vero che andiamo a alimentare questa narrazione a parole. Secondo me il mondo coglie anche una narrazione diversa, al di là di queste battute, anche di questo folklore che comunque attingono alla nostra cultura, però come dire, prima regione turistica d'Italia, regione con un'infinità di patrimoni culturali, e credo che mi piace pensare che non siamo più solo quelli di Venezia, siamo quelli di Venezia, ma vedendo anche proprio le presenze internazionali, siamo quelli delle Dolomiti, siamo quelli del Lago di Garda, siamo quelli delle città, Padova, Verona e quant'altro, e queste sono cose che passano. E poi adesso non so sinceramente se questo all'estero venga, penso soprattutto all'estero venga riconosciuto o meno, ma siamo quelli della tecnologia in una maniera comunque pazzesca. Io veramente ho avuto la fortuna di avere questo incarico di presidente del gruppo giovani di Confindustria Belluno Dolomiti e vicepresidente di Confindustria, che mi ha portato a entrare in tanti capannoni. Magari proprio perché tendiamo a essere un po' modesti, eccetera, i nostri capannoni fuori sono anonimi. Voi avete una bellissima insegna, ma tendenzialmente Però voi il capannone medio è un capannone. è anonimo. Ma io non c'è una volta che non sia entrato in un'azienda e abbia detto: ma questi hanno un modo pazzesco di fare le cose. Cioè, tu entri nell'azienda anonima, cose davvero successe, e ti dicono: sì, questi li stiamo facendo per la NASA.
sembrano delle battute, no? E dici, ma la NASA viene qua nel paesino tra le Dolomiti a comprarsi componenti? Ma sì, in un palazzo in città a Belluno c'è un'azienda che io conosco relativamente da pochi anni, è un'azienda che conosce da tanto, e questa azienda fa droni sottomarini, che fa ridere di per sé che a Belluno si facciano droni sottomarini. La verità è che sono stato insieme a loro a Tel Aviv, in Israele, quindi direi la capitale dell'innovazione, secondo me, mondiale dopo San Francisco, quindi in tutta questa parte di mondo, tra Europa, Africa, Medio Oriente, eccetera. Tel Aviv è la capitale mondiale dell'innovazione, e quando hanno visto i loro droni sottomarini, a bocca aperta. E uno dei soci di questa azienda, che è Luca, che è un ragazzo estremamente in gamba, che saluto, mi dice sempre: guarda, la cosa bella è che noi questo prodotto non lo facciamo da soli, perché nessuno oggi fa impresa da solo, magari dopo ci ritorniamo, ma lo facciamo con aziende che stanno più o meno tutte nel giro di mezz'ora da qua. Cioè, come dire, un drone 100% veneto. Che poi ci sia una cultura, sì, cioè, che ci sia la cultura dello spritz, secondo me è per dirne una, ma io credo che sia qualcosa che favorisce questo. È bello perché io esco a prendere lo spritz, ma prendendo lo spritz sento parlare di filosofia, di architettura, di ingegneria, sento parlare spagnolo, sento parlare inglese. Ecco, secondo me lo spritz universitario potrebbe essere la metafora del Veneto, che coniuga lo stereotipo, forse, ha la voglia di mettersi in gioco, la voglia di fare di più, la voglia di fare networking, la voglia di mettere le mani in pasta nel reale. E invece lo spirito venetico, diciamo, tu dove lo vedi esprimersi nella tua vita, nella tua quotidianità? Anche uscendo, vabbè, che faccio gli aperitivi l'ho già detto, no? Ma anche uscendo un po' da questo, credo che ci siano delle caratteristiche nostre, venete, e io le vedo molto nel mondo degli affari, del lavoro, dove a me personalmente piace avere a che fare, ad esempio, con gli imprenditori veneti, più che con altri imprenditori, senza discriminare. Ma che cosa vedo? Vedo innanzitutto un grandissimo senso di responsabilità. Questa secondo me è una nostra caratteristica, cioè l'imprenditore veneto, che magari mediamente è un piccolo imprenditore, sente come un dovere personale il fatto di far funzionare l'azienda, far sì che l'azienda abbia i conti in ordine e far sì che l'azienda funzioni. Poi secondo me un'altra conseguenza dell'essere il popolo dello spritz, quindi questo popolo del networking, ma fatto di piccoli paesi, di comunità piccole, è un grosso senso di responsabilità legato alla reputazione. Cioè, in Veneto tendenzialmente, poi è chiaro che c'è di tutto, però la mia percezione è che l'imprenditore veneto cerca, uno, di non fregare, e cerca di far molto bene il suo lavoro, perché sa che se si brucia i ponti con la comunità in cui è cresciuto, è finito. Poi abbiamo un'umiltà che negli affari è un pregio difetto. Prova di questo è il fatto che abbiamo migliaia di aziende in Veneto che lavorano facendo prodotti eccellenti, che poi escono con un marchio che è un marchio che non è veneto. Quindi a volte ti chiedi ma perché quell'azienda della calzatura, quell'azienda dell'occhialeria, quell'azienda che fa il prodotto eccellente, tanto che magari dalla Francia ci vogliono mettere sopra il loro nome, o che comunque rende grande il Made in Italy, non ha investito un po' di energia anche per rendere grande il nome di chi lo fa. Comunque è vero questa cosa del fatto che siamo molto legati alle radici, a mantenere dei buoni rapporti con il nostro territorio, ma anche che il nostro territorio rimane vivo. Guarda, mi viene in mente, proprio l'altro giorno ero andato a cena a Treviso con un mio amico che è di Roma ed è venuto qui in Veneto a lavorare in un'azienda e mi diceva: ragazzi, ma voi parlate dialetto anche al lavoro? E questo è l'ultima di una lunga serie di persone che mi dice queste cose, che se non te lo dice qualcuno che è da fuori, tu non lo percepisci. Cioè, di quante persone, di quante volte noi parliamo il dialetto, ma il dialetto è un pretesto, ecco, anche negli uffici pubblici o nei luoghi di lavoro o alle riunioni, perché abbiamo creato non dico delle enclave, ma dei gruppi di persone che vengono dal territorio
per cui spesso non ce ne si rende neanche conto, ma ci si esprime con delle frasi interamente o anche solo delle espressioni di dialetto, e chi viene da fuori resta senza parole, perché non solo non capiscono, ma perché nelle loro realtà i loro dialetti non entrano in certi ambienti, non entrano in certe stanze, si fermano in una realtà di famiglia o in una realtà di festa, di bar magari. C'è chi è molto orgoglioso della sua identità veneta. Pensi che ci sono ancora città, magari in Brasile, dove ancora si parla dialetto veneto, quindi questo sicuramente identifica un'identità, una cultura forte. Senti, un altro tema che mi piaceva affrontare con te è il tema del lavoro, di che spazio ha il lavoro nelle nostre vite. È una domanda importante, in particolare in questi momenti che stiamo vivendo. È vero che c'è, in particolare le generazioni dopo la mia, chiedono sempre di più, cioè probabilmente trovano sempre meno la loro realizzazione personale nel lavoro e sempre più in altre cose, e quindi chiedono sempre di più spazi, flessibilità, eccetera. Allora, premesso che è un'esigenza che io capisco bene, perché io a un certo punto della vita ognuno fa i conti con se stesso, e io ho cercato di chiedermi cosa volevo e che cosa non volevo. E per me ho capito che era molto importante il concetto di libertà nel tempo e libertà nello spazio. Parliamo di anni in cui non si parlava ancora di smart working, era molto prima del Covid. La RIN è nata a inizio 2011, quindi parliamo di riflessioni nate nel 2010, e nel 2010 mi dicevo: a me piace molto lavorare, però faccio molta fatica, cioè sogno un futuro in cui non avrò un orario e in cui non avrò l'obbligo di andare in un posto a lavorare. Queste due cose, in un posto fisico preciso, queste due cose a quel tempo sono state l'origine della mia, vocazione imprenditoriale. Mi sono chiesto, ok, chi è che può non avere un orario di lavoro e non dover andare in un posto necessariamente a lavorare? Gli imprenditori. Sono successe tante cose in questi quasi 15 anni, per cui oggi la risposta non è neanche necessariamente l'imprenditore, perché cominciano, e una cosa di cui vado abbastanza orgoglioso è negli anni, anche andando molto controcorrente, aver costruito un'azienda che dà ai miei dipendenti, ai nostri dipendenti, poi dipendenti è una parola terribile, ma per capire, collaboratori li chiamiamo noi, no? Dai nostri collaboratori queste stesse libertà. Cioè chi lavora nella Ring Group può lavorare da dove vuole, scegliendo i propri orari di lavoro. Come fare imprenditore lo possono fare anche i collaboratori. Come fare imprenditore possono fare anche i collaboratori. Poi, per rispondere alla tua domanda, io non voglio buttarla sulla filosofia, però a un certo punto una persona fa i conti col chiedersi qual è il senso della sua vita, perché siamo al mondo. È una cosa che secondo me noi tendiamo a fare relativamente poco. Io credo che ci sia anche il contributo delle nuove tecnologie, che io uso tantissimo essendo un imprenditore digitale, ma sono di per sé alienanti, no? Il fatto di ricevere centinaia di notifiche al giorno rispetto a una volta che magari quando passeggiavi per strada, adesso passeggi per strada, ti ascolti il podcast, ti guardi Instagram, cioè questo fa sì che alcune domande esistenziali te le poni meno. Però una domanda esistenziale è: che cosa ci faccio al mondo? Se non ti dai una tua risposta, che ovviamente è soggettiva, no? Ci sarà chi la trova nel lavoro, chi la trova nella religione, chi la trova nel calcio, nello sport, eccetera, ma non ti dai una risposta tua personale, in realtà se non hai un perché, il cosa fai e il come lo fai non ti darà particolari risposte. Ecco, apro e chiuso la parentesi. Secondo me tanti ragazzi con cui mi trovo a fare, io dialogo molto comunque con la famosa Gen Z, perché comunque quella subito dopo la mia, faccio colloqui in continuazione, ho fratelli, io ho un fratello di 18 anni, quindi... Quanti anni hai, scusa? Io ne ho 37. Ecco, secondo me in particolare questa generazione si vede che vive un'inquietudine. In questo momento, parere mio, il lavoro è un po' additato come responsabile dell'inquietudine. Cioè, è a lavoro questo, quest'altro, no? Cioè, il lavoro non va bene per tutta una serie di motivi. Allora, premesso che le aziende devono impegnarsi a migliorare sempre di più, quindi è bellissimo anche tutto quello che sta succedendo in termini di welfare, la verità è che non sarà comunque mai un lavoro a farti felice.
ma non sarà neppure il tuo tempo libero a farti felice e probabilmente non sarà neppure il girare il mondo in van a farti felice. Quindi finché tu non trovi un po' una risposta al senso della vita, andrai a tentativi. Se la maggior parte della tua giornata la passi lavorando, tu hai le scatole girate e penserai che sia colpa del lavoro, piuttosto che ogni volta che apri Instagram e vedi l'influencer o l'amico di amici che è a Ibiza o a Mykonos e pensi di essere infelice perché non sei a Ibiza o Mykonos. Viviamo di frustrazioni la cui risposta è più profonda del lavoro. Dopodiché ben venga che i giovani trovino un loro modo di lavorare e chiedano un lavoro più giusto. Forse il nostro modello veneto è fatto di dipendenti ma anche di imprenditori che hanno dato troppa importanza, quindi hanno messo troppo al centro il lavoro. Sì, diciamo che da noi si dice baretta fregata da lavorare, ad esempio. Sì, forse l'imprenditore veneto tante volte rispetto a imprenditori di altre parti d'Italia è addirittura uno che ha messo il lavoro prima del guadagno. Io mi trovo spesso a dire, oh ragazzi, cioè a me lavorare piace e non mi piace quando additiamo come responsabili di tutti i problemi la fatica, il fatto di impegnarsi eccetera, perché sono le stesse cose che abbiamo nel mondo dello sport e lì li consideriamo dei valori. È vero, è anche vero che il lavoro occupa la maggior parte delle persone, occupa la maggior parte della loro, non solo del loro tempo, ma della loro vita. Poi è anche vero che uno delle grandi domande che si pone la mia generazione, che ha appena iniziato a lavorare, ma io andrò in pensione chissà quando, nel senso, quindi ovviamente hai una prospettiva in cui ti dici, ok, il lavoro è quello che occupa la mia vita, quindi è giusto cercare di capire come trovare in quel lavoro lì il proprio senso della vita. Penso ad esempio a cose anche pratiche come la prova della settimana breve, che in Italia non è ancora stata fatta, ma all'estero stanno già provando a farla. E queste secondo me sono tutte mosse che vengono proprio dalla necessità di un mondo che dice, ok, allora il lavoro è ciò che occupa la mia vita, cerchiamo di renderlo, se non piacevole, tollerabile. Detta così mi trovi 100% d'accordo. Cioè, per me il tema non è scappare dal lavoro, quindi, ma è chiedere qualcosa di più, di diverso rispetto al lavoro. C'è il tema settimana breve, c'è il tema che l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea dove a parità di potere d'acquisto gli stipendi sono diminuiti, tematiche riguardo, come hai detto te, il sistema pensionistico e quant'altro. Cioè, a me fa sempre sorridere che un paese, noi siamo internazionalmente, dato che parliamo di stereotipi, eccetera, noi siamo quelli conosciuti della mamma, no? La mamma che si prende cura di te, eccetera. Cioè le generazioni che ci hanno preceduto, che a livello, chiamiamolo politico, sono quelle che ci hanno ciavato, sempre per non usare termini troppo espliciti, no? Cioè, ma voglio dire, cioè, uno dice i politici col voto dei nostri genitori. In Italia si spendono 6 volte più per gli anziani che per i giovani. La mia generazione avrebbe dovuto fare una rivoluzione su questo, non siamo stati capaci di farla e spero che la Gen Z riesca prima o poi a fare una rivoluzione su questo. Quindi ci sono delle battaglie da fare legate al lavoro. Certo, pensare di trovare nel lavoro tutte le risposte della vita non succederà e pensare di trovare fuori dal lavoro tutte le risposte della vita non succederà. Secondo me un po' di risposte della vita le trovi quando cominci a chiederti non solo perché, ma anche per chi fai le cose. Sì, io ho l'impressione che la mia generazione, quando si chiede il per chi, sia molto ego riferito il per chi. Cioè, per te stesso, per la tua crescita personale, che va benissimo, nel senso, assolutamente. Però effettivamente non vedo una grande lungimiranza, cioè spesso è legato semplicemente a un raggiungimento di risultati molto materiali. Stavamo parlando prima, vuoi un capannone, vuoi 1 milione di euro, 1 milione di euro, per poi avere 2 milioni di euro, per poi avere 3 milioni di euro, ma senza l'idea di, ok, ma che cosa ci vuoi fare? Per cosa ci vuoi costruire? Al di fuori della tua impresa, della tua azienda, del tuo mondo del lavoro, ma nella tua vita, che cosa ci vuoi fare? Un altro elemento, secondo me, complicato e pericoloso è il legame tra lavoro e successo. Vuoi essere una persona di successo, ma è un desiderio genuino. Siamo bombardati da messaggi
che non ci legano questo successo all'impegno. Noi come gruppo giovani di Confindustria abbiamo molto spesso invitato degli imprenditori a raccontarci le loro storie. E quello è interessante. Io purtroppo personalmente gente che ha fatto 1 milione di euro in un mese ancora non la conosco. O meglio, conosco gente che ha fatto 1 milione di euro in un mese ma perché ha lavorato 20 anni per fare un altro 1 milione di euro. Cioè, io ho a volte l'impressione che si crei un'ansia tra di noi giovani sull'idea di quanto presto devi arrivare, anche proponendo ad esempio Chiara Ferragni, giovane, possiamo dirlo. Sì. Però quanto lavoro c'è stato prima? 1 decennio e passa di lavoro per arrivare lì. E invece la nostra generazione, secondo me, sente molto una pressione, una fretta di ottenere, di arrivare a quest'idea ingannevole che ci viene proposta molto attraverso i social. Secondo me a volte ci blocca, cioè a volte ci blocca proprio in un non fare più niente, in un'alienazione, perché ti dici ma io devo fare quella cosa lì, ma in realtà quella cosa lì non è che... Alcuni messaggi che riceviamo sui social potrebbero essere la causa di questa frustrazione che viviamo, e anzi io non escludo che magari tra 20 anni a fronte di ricerche scientifiche anche che cominciano a emergere eccetera, succederà un po' come è successo col fumo di sigarette, no? Negli anni 60 quasi avevi la pubblicità del bambino che fumava, da quanto era una cosa sdoganata. Io quando ero bambino, adesso sembra assurdo, ma ero bambino e in tutti i vagoni del treno si poteva fumare, era normalissimo. Quindi secondo me su alcune cose che stiamo vivendo oggi, magari tra una ventina di anni, il fatto soprattutto che in certe età i ragazzi possano avere accesso liberamente a contenuti digitali eccetera, tra 20 anni dirà ma voi davvero potevate a 14-15 anni vedere quelle cose? Perché credo che questi contenuti alimentino comunque appunto questa frustrazione tra quello che vedo, creano un desiderio che diventa distantissimo rispetto alla mia realtà. La frustrazione di solito cos'è? È questo, no? È la distanza tra desiderio e realtà. Penso e spero che tra 15-20 anni, come successe con il fumo delle sigarette, si dica il feed di TikTok, certi contenuti presi per ore ed ore a scorrere concorrono a creare depressione, a creare problemi che poi ti mandano dal terapeuta. Posso dire una cosa, vedi, questo è il Veneto, cioè con un bicchiere in mano, esatto, però siamo arrivati a temi esistenziali pazzeschi, è vero. Quindi abbiamo messo in pratica quello che prima dicevamo a parole. Come te a Padova. Allora, ti faccio l'ultima domanda, giusto per chiudere. Allora, tu che consiglio daresti a un ragazzo come me, un giovane, che vuole aprire un'azienda, una startup qui? E il consiglio è non pensare di fare qualcosa da solo. Viviamo in un territorio, abbiamo detto, la maggior parte delle aziende sono ancora aziende di famiglia, sono state fondate tendenzialmente da una persona che si è rimboccata le maniche e si è fatta un mazzo pazzesco. Questa cosa, a mio modo di vedere, è assolutamente cambiata. Perché è più difficile scegliere di fare la cosa giusta, e ancora prima di farla, e poi è più difficile realizzarlo. No? Quindi, concretamente, che cosa consiglio? Studiare, e studiare non sto dicendo laureati, no, sto dicendo ci sono dei libri pazzeschi che ti aprono un mondo a livello di imprenditoria. Secondo consiglio, parlare tanto della propria idea. In particolare una cosa che consiglio ai ragazzi è non aver paura di contattare proprio gli imprenditori del territorio. E questa è un'altra cosa. Io credo che questa sia una cosa bellissima del Veneto. La cosa bellissima del Veneto è che chi è che non conosce un imprenditore? Noi questa cosa la diamo per scontata. Oh, ma ragazzi, questa cosa non succede in tanti posti del mondo. E provare col tempo anche a trovarsi dei soci. È stato veramente un piacere parlare con te, Marco. Io ti ringrazio, spero che il cocktail ti sia piaciuto, l'esperienza sia stata a tuo gradimento. Assolutamente, cocktail consigliatissimi. Mi raccomando. E noi ci vediamo il prossimo venerdì allora. Grazie mille. Ciao a tutti, grazie.